Pescheria Cam. Vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12:30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico e di importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam, con sede all'Isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591. Sono apparsi nelle scorse ore i cartelli che preavvisano della prossima ripresa dei lavori lungo il ponte che attraversa il Brenta, tra Brondolo e Calino. I cartelli, collocati dall'ANAS lungo la strada Romea, sono piazzati a 3 km prima del luogo esatto delle opere, ovvero in prossimità dell'autovelox di Rosara, nel territorio comunale di Codevigo. Queste segnalazioni indicano che dal 15 marzo inizieranno i lavori, i quali prevedono il senso unico alternato lungo il ponte, regolato da semaforo. Come era accaduto in autunno per il ponte translagunare delle Trezze, il ponte sul Brenta non verrà chiuso al traffico. Viene altresì suggerita una deviazione attraverso lo svincolo per Cavarzere in direzione Ravenna, quindi l'Arzeron. L'esecuzione dell'intervento era comunque già nota, anche se non era ancora stata resa pubblica la data. Auspicavamo l'interruzione del traffico pesante, commenta Ortensio Crepaldi, presidente del Comitato Civico di Calino, e ancora non viene espresso il termine effettivo dei lavori. A quanto consta però, la sostituzione della campata non contempla la chiusura del ponte, paventata da alcuni ingegneri e dai residenti della frazione. SD Auto. Aperta a tempo pieno tutte le sue attività di vendita nella sede di Borgo San Giovanni 1195 a Chioggia e in quella di via Emanuele Filiberto 27 ad Adria. Noleggio auto, officina, carrozzeria e centro revisioni. SD Auto vi aspetta. Da lunedì 8 a venerdì 12 marzo, in viale Mediterraneo a Sottomarina, all'altezza con il bivio per via Schiavo e via Cicogna, il settore lavori pubblici del comune ha chiesto e ottenuto l'emanazione di una ordinanza che vieta il transito in un tratto della semicarreggiata meridionale per la realizzazione definitiva della grande rotatoria, già peraltro agibile, finanziata dalla società Aspiag, titolare del supermercato Eurospar. In particolare, per il tempo strettamente necessario alle opere, avrà luogo una deviazione del traffico attraverso viale Cicogna, nei tratti siti lungo il perimetro dell'Eurospar. Pertanto viene istituito anche il divieto di sosta nella stessa viale Cicogna, dal Civico 46 all'imbocco di viale Mediterraneo, nonché in quest'ultimo per il tratto antistante al negozio Maxi Frutta. Nella zona vigerà anche il limite massimo di velocità fissato a 30 km/h e il divieto di sorpasso lungo tutto l'itinerario della deviazione. Anche gli autobus di linea urbana di ACTV, numero 3, 4, 5 e 7, osserveranno la stessa deviazione. Nell'occasione sarà collocata una fermata provvisoria dell'autobus prima della svolta a destra lungo viale Mediterraneo, all'altezza di Eurospar. Non rinunciare ai rinomati galletti di Befed. Nel weekend chiama allo 041 52 28 088 o contattaci in Facebook al 339 20 74 632 e li riceverai direttamente a casa tua dalle ore 18:30 alle 21:30 del sabato e della domenica. Consegniamo a domicilio i nostri prestigiosi galletti targati Befed. L'Ulstre Serenissima intensifica la prevenzione e la diagnostica del Covid-19 nelle scuole del territorio. Una conferenza tenuta ieri all'Ospedale Civile di Venezia dal nuovo direttore generale Edgardo Contato, assieme al direttore del Dipartimento di Prevenzione, Luca Sbrogiò, ha consentito di fare il punto della situazione per quanto riguarda i numeri del contagio tra la popolazione scolastica e il relativo personale e di delineare le azioni messe in campo per contenere il fenomeno. Stando ai dati comunicati ieri dal direttore, nell'intero territorio dell'Ulstre sono 50 le classi interessate, dove sono stati riscontrati 47 allievi e 11 insegnanti positivi, ma le cifre sono in leggera crescita. Solo giovedì 4 marzo le segnalazioni erano giunte da 12 classi, 4 delle quali nel centro storico di Venezia, 2 a Marghera, una a Chioggia, Mira, Dolo, Fossò, Noale e Cona, dove è stata registrata la variante inglese.
4 i focolai conclamati. Corrisponde all'87% la grande maggioranza dei casi in cui, se entro una classe subentra un caso di positività, i tamponi effettuati al resto della scolaresca danno esito completamente negativo. Nel 7,2% delle situazioni viene individuato un solo altro caso di positività della stessa classe, nel 3,2% un caso di positività ne genera altri due nel medesimo ambiente scolastico ristretto. Resta evidentemente da considerare, spiega il dottor Sbrogiò, che l'attività scolastica in presenza dà luogo a spostamenti, a frequentazioni extrascolastiche, all'uso di mezzi di trasporto, ambiti nei quali comunque le possibilità di contagio, laddove non si utilizzino le corrette regole di protezione a distanza, restano purtroppo non indifferenti. In caso di sospetto di infezione da varianti, comunque, il protocollo è più stringente. Il tracciamento dei contatti viene allargato, con identificazione anche di quelli non stretti e avuti nei 14 giorni precedenti all'insorgere dei sintomi o al tampone positivo. Il periodo di isolamento è prolungato a 14 giorni. All'interno dell'ULSS Serenissima sono stati individuati quali scuole sentinella dell'andamento del virus il liceo Majorana Corner di Milano e l'istituto Vendramin di Venezia, entrambi secondari e di secondo grado. Intanto la vaccinazione degli insegnanti su base volontaria ma caldamente suggerita ha raggiunto fin qui il lusinghiero risultato dell'adesione al 98% mediante la somministrazione del farmaco AstraZeneca. La nostra missione è promuovere l'innovazione integrando tecnologie virtuali e infrastrutture fisiche per realizzare smart city basati sull'efficienza energetica e la tutela delle risorse idriche. Visita il nostro sito www.ideasrl.it/. Si riaccende la speranza per uno degli hotel simbolo del turismo d'élite di inizio Novecento dell'Isola d'Oro. Dopo anni di chiusura e degrado, intervallati solo da alcune fugaci riaperture del piano terra per 2 mostre fotografiche collegate al Festival del Cinema di Venezia, l'Hotel de Ben in lungomare Marconi al Lido sembra avere finalmente un piano di rilancio. A confermarlo è la stessa Coima, la società gestrice del fondo che detiene la proprietà del grande albergo, rispondendo alle sollecitazioni sul futuro della struttura che erano arrivate persino in Parlamento pochi giorni fa con un'interrogazione del deputato veneziano Nicola Pellicani. Sul piatto ci sarebbero 100 milioni per la ristrutturazione completa dell'intero complesso da compiersi nei prossimi 3 anni, con il possibile inizio dei lavori già entro quest'anno, non appena termineranno quelli per il cantiere dell'Hotel Excelsior, la cui proprietà è riconducibile allo stesso fondo. L'Hotel de Ben è chiuso ormai dal 2009, quando il progetto di Est Capital di trasformare l'albergo in appartamenti di lusso era poi invece velocemente naufragato, non senza aver prima avviato ingenti demolizioni all'interno dell'edificio. Da allora la struttura è stata oggetto di incendi e di quell'inevitabile decadimento fisico derivato dalle mancate manutenzioni. I candidati selezionati per la gestione dell'hotel sono 3, tutti operatori alberghieri di primo livello in campo internazionale. Se anche le banche daranno l'ok, secondo Coima già nel 2021 potrebbe essere interrotto il degrado dello storico albergo. Una buona notizia, 50 anni esatti dall'uscita nelle sale del capolavoro di Luchino Visconti, Morte a Venezia, girato in buona parte proprio nei lussuosi spazi del De Ben.